posto, ditemi voi quando. Buon pomeriggio, benvenuti. Questo momento importante per le pro loco della provincia di Padova, in una sede prestigiosa che è il nostro Palazzo Farrofini, cioè la sede del Consiglio regionale del Veneto, la Casa dei Veneti, e questo è il luogo appunto più adatto a rappresentare, a illustrare, a far conoscere quello che succede sul nostro territorio veneto, in particolare nel territorio padovano. Protagoniste sono le pro loco. E oggi andiamo a far conoscere quindi al territorio un evento che viene definito festa. Siamo arrivati infatti alla 25esima edizione della festa provinciale dell'Umpli Padova, cioè delle pro loco della provincia di Padova. E da sottolineare il fatto che si parla di festa, cioè non si parla di evento, di manifestazione, ma di festa. E questo sta ad indicare come, in quanto viene organizzato dalle pro loco, in questo caso, si contraddistingue per il tratto gioioso, per il tratto allegro, di convivialità, che è tipico delle pro loco, le quali attraverso dei momenti che vedono la partecipazione delle persone, dei momenti appunto di festa, si vuole valorizzare il nostro territorio, i prodotti del territorio e quanto di buono noi possiamo incontrare, conoscere e anche assaggiare. E questa è una tradizione però che si protrae nel tempo, perché sono già appunto 25 anni che le pro loco della provincia di Padova si danno appuntamento. E una tradizione quindi che si prolunga, che si protrae, perché vede da sempre il coinvolgimento del territorio, delle persone del territorio che ci credono e che vogliono ritrovarsi per vivere con orgoglio e con convivialità quanto appunto c'è di buono, di bello e di importante nel nostro territorio. Allora, nel far conoscere, nell'illustrare la 25esima festa provinciale Umpli di Padova, abbiamo qui con noi oggi il presidente provinciale Giuseppe Pengo, che ringrazio per la presenza, al quale cedo la parola e appunto per far conoscere questo evento che contraddistingue la provincia di Padova. Grazie, sono io innanzitutto che ringrazio naturalmente Elisa Venturini, la nostra consigliera regionale. Allora, Comitato Umpli Padova. Cos'è un comitato? Tanti chiedono, no? Più di qualcuno si chiede cos'è una pro loco, ma da chi è governata. Ecco, l'Umpli Padova non è altro che un gruppo di persone, i presidenti dei consorzi che poi avremo modo di conoscere. Il compito dell'Umpli Padova è quello di organizzare, di coordinare quelli che sono il modo di fare, il modo di lavorare, il modo di agire delle pro loco. Naturalmente tutto questo dettato dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dallo Statuto che lo prevede, ed è proprio quel gruppo, ripeto, di persone che non fa altro che comunicare con le pro loco del territorio. Nel Padovano abbiamo 96 pro loco, 96 pro loco diviso per 5 consorzi. E dopo tutto il lavoro che si fa ogni anno, noi partecipiamo anche al bando regionale che di solito a fine anno, verso ottobre cominciamo, e ogni consorzio ha il suo modo di, comunque sempre coordinato dall'Umpli Padova, di elaborare questo bando e portare a conoscenza dei propri paesi, del proprio territorio, le persone che poi verranno invitate a partecipare a mostre piuttosto che a visite guidate e così via. Sempre a capo di tutto questo c'è l'Umpli Padova. A festeggiare, chiamiamo così, anche una forma di ringraziamento che il Comitato Umpli Padova vuole dare a queste pro loco che lavorano, perché insomma siamo tutti volontari, però quando è ora di fare queste cose, con queste nostre manifestazioni, questi bandi, queste operazioni che andiamo a fare, porta via energia, porta via tempo naturalmente ai volontari e alle loro famiglie, andiamo poi a fare noi, ripeto, sotto una forma di ringraziamento anche, quello che è la festa, come diceva Elisa Venturini, la festa delle pro loco. Allora ci si riunisce naturalmente ogni anno in consorzio diverso, in un paese di un consorzio. Quest'anno si svolgerà a Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, e fa parte del consorzio di Padova Sud-Est, che dopo appunto la presidente del consorzio di Padova Sud-Est ne parlerà e vi illustrerà quello che sarà il programma. Questo proprio per ringraziare i volontari che ne fanno parte. È un'occasione anche di scambio tra i volontari
delle Proloco di tutto il territorio, delle 96 Proloco, perché è l'unica volta che si trovano insieme, parlano insieme, discutono insieme di quello che è la mattinata che si farà, sempre comunque in maniera culturale, perché si parte sempre da un piano culturale che faremo vedere un qualcosa che solitamente lo si fa quando siamo tutti. Questa è l'occasione, una volta all'anno, ripeto, per trovarci tutti insieme e per scambiare idee, per scambiare un po' di nozioni anche tra le persone e, perché no, per anche fare convivialità, perché per fortuna persone nuove della Proloco che magari entrano, giovani nuovi in Proloco, nuove che non nuove, ma che si rinnova un direttivo, è sempre utile ascoltare un po' tutti, e anche questa, ripeto, è l'occasione giusta. Io, chiudendo, posso solo ringraziare naturalmente tutto il mio comitato, perché per fare questo non è che ci voglia un attimo, ma ci si mette il cuore, ci si mette impegno, ci vuole tanto tempo. Ringrazio naturalmente anche la segreteria che si dà da fare in questo per l'organizzazione, per le prenotazioni che poi verranno. Ricordo che sono sempre feste dove i prolochini che arrivano sono circa 200-250 persone, sì che bisogna organizzare un po' tutto. Insomma, anche qua, grazie al volontariato di cui tutti noi facciamo parte, lo ricordo, dal presidente dell'Umpli Padova, presidente regionale, all'ultimo socio che si fa la tessera domani, siamo tutti volontari. E questo è ancora il plus che ci fa fare questo, che ci dà l'energia di fare questo qua, perché se lo facciamo vuol dire che ci crediamo, e il nostro credo è proprio questo: ritrovarci, riunirsi e stringerci la mano proprio per festeggiare tutti insieme l'occasione per tutto il lavoro svolto che svolgeremo da qui in avanti, che abbiamo fatto fino adesso. Io ringrazio tutti, grazie alla consigliera Elisa Venturini, grazie mille. Grazie. Facciamo anche un applauso. Dai, ci sta. Grazie. Ecco, quindi ringrazio il presidente provinciale Umpli Padova Giuseppe Pengo. Lo ringraziamo per l'impegno, per la passione che dimostra nell'organizzare, nel motivare le persone, nel garantire la regia anche nell'organizzazione poi degli eventi che avvengono sul territorio, perché poi bisogna anche coordinare attraverso i volontari i consorzi che si muovono sul territorio, perché come sapete le Proloco poi aderiscono a degli organismi più appunto sovraordinati, che sono appunto i consorzi, a capo di quali c'è un presidente, e poi i presidenti fanno riferimento appunto al presidente provinciale Giuseppe Pengo, e grazie alla loro attività sul territorio si organizzano in sinergia le attività. E allora a questo punto, per entrare nel vivo e anche conoscere poi più nel dettaglio la festa provinciale, io inviterei la presidente del consorzio Padova Sud-Est Stefania Venturini per appunto illustrarci e raccontarci l'evento che si terrà domenica 16 aprile. 27 aprile. Buongiorno a tutti. Sì, Consorzio Proloco Padova Sud-Est, 23 Proloco con 2 macro aree, il Piovese e il Conselvano. Territorio d'acqua, terre salvate dall'acqua, dalle bonifiche dei Benedettini prima e della Serenissima dopo, e adesso dai nostri consorzi di bonifica. Ecco perché noi abbiamo intitolato questa giornata, la 25esima festa dell'Umpli provinciale, che tocca a noi ospitare, che abbiamo l'onore di ospitare nel nostro consorzio, e proprio per illustrare il territorio l'abbiamo intitolata Le vie dell'acqua, le terre del vino. Le vie dell'acqua perché? Perché ci sono tutti i fiumi navigabili, perché è tutta terra appunto di bonifica, e per fare questo abbiamo invitato nella mattinata appunto di domenica 27 nel bellissimo teatro Goldoni di Bagnoli il presidente del consorzio di bonifica Adige Euganeo, Fabrizio Bertin, che ci illustrerà, anzi ci spiegherà cosa sono i consorzi di bonifica e l'importanza che hanno nel territorio, soprattutto nel sud-est padovano. Terre di vino, perché? Perché abbiamo il stradone del vin friularo. Vino antichissimo
che che la Serenissima, entrando nell'entroterra, scopre questo vino corposo, buon palviaio, cioè quindi un vino buono che si può portare nelle galee durante i percorsi, che quest'anno, se non erro, compie gli 800 anni di vino. È un vino di OCG che il dominio di Bagnoli, che poi ci ospiterà, produce di ottima qualità. Ecco spiegato le vie dell'acqua, le terre del vino. Per parlarci appunto del vino ci saranno i responsabili del dominio che ci illustreranno la loro DOCG. Poi, per rendere allegra e molto interessante la proposta del vino, perché il vino, siamo anche confinanti con le terre del Ruzzante di Angelo Beolco. E i due fratelli, il giornalista Ferruccio Ruzzante, ha riproposto una ristampa del libro del Beolco, e il fratello Remigio poi ce lo decanterà. Ecco, questo è nella giornata. Poi naturalmente i brindisi, la visita guidata dall'Associazione Calendoscopio di Bagnoli, che ringrazio. L'Associazione Calendoscopio è un'associazione culturale che poi ci porterà in giro per il borgo di Bagnoli, per il paese di Bagnoli, e visiteremo Palazzetto Widman. Ora sede municipale, ma un bellissimo palazzetto, e poi tutti all'interno del dominio delle cantine per degustare il prodotto finale. Ringrazio tutti, grazie alla Regione Veneto, grazie al consigliere. Vi aspettiamo tutti domenica 27 aprile a Bagnoli. Bene, grazie. Grazie alla Presidente del Consorzio Stefania Venturini. Allora, avete capito, un momento culturale, però poi è un momento anche conviviale, ed è questo il bello delle Proloco, cioè il fatto di riuscire a promuovere il territorio e di farlo questo con allegria, in maniera spensierata, proprio per assaporare al meglio quello che il nostro territorio ci propone. Ma oggi abbiamo anche il piacere di avere qui con noi i presidenti degli altri consorzi di Proloco presenti in provincia di Padova, che fanno parte della grande famiglia delle Proloco, quindi Umpli provinciale. Allora io li inviterei per portare il saluto, perché appunto parteciperanno anche loro alla festa provinciale. Abbiamo sentito in modo particolare la Presidente Venturini, perché la festa si terrà nel consorzio che presiede, però saranno presenti appunto anche gli altri consorzi con i soci Proloco, proprio per far festa, perché come diceva il Presidente Giuseppe Pengo, è anche un momento di ringraziamento per il lavoro che i tanti volontari prestano durante l'anno. Allora iniziamo con Luciano Giordani, Presidente del Consorzio Euganeo. Eccomi qua. Allora io rappresento il Consorzio Euganeo, che sono un giovane presidente, non un giovane di età, un giovane presidente, perché praticamente sono stato eletto l'anno scorso a maggio, ma già il nostro consorzio è cresciuto da poco tempo di una nuova Proloco. Eravamo in 16 Proloco, siamo arrivati a 17. Nel paese di Rubano è nata, mai stata una Proloco, non c'è mai stata, è nata una nuova Proloco che già sta lavorando e lavorerà anche per la festa del 25esimo delle Proloco. Allora, nel mese di marzo abbiamo fatto la festa dei Colli Veneti in un paese, chiamiamolo così, ma è un borgo che è bellissimo, ad Arquà Petrarca, una festa riuscitissima, molta gente, si è lavorato bene,
tutti hanno le Proloco si sono presentate con i loro prodotti, era una bella festa praticamente. La bella festa sarà comunque anche la 25esima che faremo il 27 aprile. sì, 18 del mese di questo mese, e noi pensiamo che tutte le Proloco saranno presenti, non ovviamente con tutti i soci, però ogni Proloco porterà la sua rappresentazione a questa festa. Io ringrazio comunque la consigliera Elisa Venturini che oggi ci ha invitati qui al Palazzo Ferrofini per spiegare appunto le nostre feste. Grazie. Grazie Luciano, grazie a te. Luciano alludeva alla festa che si è tenuta ad Arquà Petrarca per celebrare la giornata dei Colli Euganei, perché quest'anno è stata scelta una località nel Padovano dei Colli, presentata tra l'altro qui, sempre da questo podio, ed è stata una bellissima giornata che ha visto la partecipazione di tante persone, tante Proloco, e come giustamente ha detto, giornata riuscitissima. È partita proprio qui dalla regione e è arrivata quindi ad Arquà. Grazie Luciano, io adesso chiamerei il presidente del Consorzio Atesino Flavio Beggin, nonché vicepresidente anche di UMPLI Provinciale. Benvenuto. Ecco, grazie, buongiorno. Prima di tutto ringrazio la consigliera regionale Elisa Venturini per questa opportunità per presentare innanzitutto la 25esima festa del Consorzio e in pratica la festa provinciale, però anche di averci dato la possibilità di poter visitare la nostra regione in pratica. La nostra regione perché comunque ci dà la possibilità ogni anno di partecipare a un bando dove questo va a far sì che i nostri consorzi, naturalmente che coordinano le Proloco aderenti, a un bando che veramente fa conoscere il nostro territorio. E difatti con questo bando siamo riusciti a portare nei nostri territori veramente un turismo che io non ero abituato, specialmente nel mio consorzio dove opera nel territorio dai Colli Euganei fino all'Adige, ecco, un po', non dico della bassa padovana, però a sud di Padova, ecco, era un po' magari abbandonato, un po'. Abbiamo visto che anche quest'anno siamo riusciti a portare al nostro territorio per far conoscere le nostre realtà oltre 150 persone. Questo vuol dire che quello che stiamo facendo, naturalmente noi, ma anche con la Regione Veneto, ci dà questa possibilità e l'opportunità di far conoscere le nostre cose. L'anno scorso abbiamo organizzato noi del Consorzio Atesino, è stata veramente una bella festa, abbiamo organizzato a Montagnana, nella cornice delle mura di Montagnana, che è stata una festa riuscitissima, come lo sarà anche questo, perché mi sembra di capire che effettivamente abbiamo una cornice splendida, ecco, quella del dominio di Bagnoli. Ma tutto l'insieme, ecco, penso che tutto sommato, rimanendo assieme del comitato provinciale, che secondo me è uno dei comitati, insieme con la regione, con l'UMPLI regionale, è un'organizzazione che veramente merita un plauso per quello che sta facendo. Stiamo facendo perché insieme naturalmente, ecco, siamo sempre presenti, lavorando con passione, dedizione, ecco, per il nostro territorio, per la nostra località, e perché questo, ecco, venga messo in luce come lo stiamo facendo oggi. Ecco, un grazie ancora e speriamo che, ecco, in un 25esimo della festa provinciale veramente splendido. Grazie ancora. Grazie. Grazie allora anche al presidente del Consorzio Atesino Flavio Beggin.
che ha sottolineato anche, ha messo in evidenza un po' di orgoglio anche delle Proloco padovane nell'organizzare e nel riuscire comunque a proporre sempre degli eventi che dimostrano la capacità anche organizzativa che ha questo territorio. Quindi è giusto anche che le Proloco se lo riconoscano. E chiudiamo quindi gli interventi con il vicepresidente del Consorzio Graticolato, Ivano Basso, che invito quindi ad accedere qui sul nostro podio, e benvenuto. Quindi come vedete abbiamo zona Bassa Padovana, Colli, Alta Padovana, quindi tutta la provincia di Padova è rappresentata. Buongiorno a tutti, grazie Elisa. Allora io rappresento Ivano Basso, rappresento il Consorzio del Graticolato Romano del Campo San Pierese, zona nord di Padova. Rappresento 15 Proloco e il 27 aprile saremo tutti presenti anche noi con i nostri confratelli a Bagnoli per vivere insieme questo momento di festa, di convivialità. Ma non è solo un momento di convivialità, ma sarà anche un'occasione per conoscere la storia del territorio, perché con le visite guidate che sono organizzate vivremo e conosceremo ancora di più la storia e la cultura del posto. Perché sono sicuro che la Proloco che ci ospiterà, e che la ringrazio, Bagnoli, è pronta ad ospitarci al meglio e insegnando la propria cultura, perché ogni Proloco è la custode dei beni materiali del territorio e più ogni Proloco, se non loro, chi può essere in grado di valorizzare e spiegare il territorio. Bene, allora ringrazio la Proloco che ci ospita, ringrazio il Consorzio di Padova Sud-Est per l'organizzazione, ringrazio Elisa Venturini che ci ha ospitato qui e un grazie forte perché so che tu sei sempre vicino a noi dell'Umpli, di tutte le Proloco. Ci tieni aggiornata e vivi con noi. Grazie. Grazie Ivano. Perché come dico sempre io sono prima di tutto una socia Proloco ormai da un po' di anni e quindi giochiamo in casa tra amici che ci credono al territorio e che lo vivono con passione e con voglia anche appunto di valorizzarlo con le opportunità che abbiamo, con i canali che abbiamo, con gli strumenti a nostra disposizione. A questo punto non mi resta che ringraziare tutti gli intervenuti. Oggi è il 16 aprile, ci diamo appuntamento per il 27 di aprile a Bagnoli, ringraziamo anche la Proloco di Bagnoli, l'amministrazione comunale di Bagnoli per il sostegno, anche in termini organizzativi. Come è stato sottolineato, è una cornice che merita di essere conosciuta, vista, valorizzata e vissuta, quella di Bagnoli e del dominio, ed è un modo anche attraverso il vino di creare un momento di convivialità e di un momento per assaporare anche la cultura del nostro territorio. Un ringraziamento di cuore, ma veramente di cuore, ai presidenti delle Proloco, a tutti i collaboratori delle Proloco, perché grazie al vostro lavoro, al vostro impegno, alla dedizione, noi abbiamo il modo di conoscere e di amare il nostro territorio padovano, quindi evviva le Proloco padovane. Grazie.